Grazie Presidente. Sono qui oggi come orgogliosa portavoce della campagna per la legge sull'agricoltura contadina, che da 10 anni lavora con costanza per questo fondamentale riconoscimento. Perché l'agricoltura contadina non è solo un'attività economica, è una scelta di vita ingiustamente remunerata ma altamente dignitosa, nel pieno rispetto della biodiversità naturale umana, intellettuale, nella celebrazione costante del rapporto mai duale tra uomo e madre terra. È resilienza, fatta da pratiche agroecologiche rispettose dell'ambiente e da pratiche economiche e sociali vicine ai veri bisogni della popolazione. È resistenza e lotta contro una visione produttiva e della distribuzione del cibo legata a modelli che generano tante sindemie. È superare il ricatto occupazionale nella dignità di oltre 800.000 aziende agricole in Italia, fornitrici della maggior parte del cibo di qualità. È dare una giusta centralità all'agricoltura, che deve cessare di essere usata come mera merce di scambio politico e commerciale, e fornire a tutte e a tutti cibo di qualità a prezzi sostenibili, rispettando i territori, l'ambiente, le risorse naturali e dando una vita dignitosa alle milioni di persone legate al mondo rurale. È comunità equa e equilibrata, basata sui principi di giustizia sociale e climatica, perché più lenta forse a dare profitti, ma che garantisce un futuro per tutti e tutte con risorse mai regalate ma sempre condivise e tramandate. È lungimiranza nell'assistere la natura ed interagire con gli ecosistemi, perché è basata sul lavoro competente anziché sul capitale, sulla manualità attenta più che sulla meccanizzazione, sulla puericoltura, la diversità e non sulle monocolture, sul mantenimento della salute del suolo e non sulla chimica di sintesi. È costanza e coraggio di conoscere e proteggere l'alchimia della vita e la sua biodiversità anche dai modelli di transizione che vogliono equiparare ecologia e tecnologia, condannandoci a sprofondare ancora di più in un'iniqua insostenibilità economica e ambientale. I diritti degli agricoltori contadini sono diritti umani inalienabili, che oggi in quest'Aula trovano finalmente il giusto e doveroso riconoscimento. Grazie.